Bene, buonasera, io credo che possiamo partire. Non siamo numerosissimi, ma stiamo registrando anche per poter poi sfruttare questo intervento della nostra cara amica Anna Bertolli, che è collegata con noi da Pisa, si trova alla Scuola Superiore Sant'Anna, dove in questo periodo ha cominciato un nuovo lavoro. Anna Bertolli l'anno scorso lavorava con noi per il Far East Film Festival. Mi trovo a Udine e sono collegate con noi anche altre persone del sistema delle mediateche del Friuli Venezia Giulia, che ha organizzato questa e condivide questa iniziativa chiamata Titoli di Coda, che si articola in un paio di incontri all'anno che poi si moltiplicano a seconda delle piazze. Quindi abbiamo cominciato in ciascuna piazza raccontando un film di rilievo realizzato nel nostro territorio e facendo sì che le persone incontrassero, ecco, il pubblico potesse incontrare i professionisti del cinema. E invece in questo incontro, a cura di Anna, vogliamo concentrarci su quello che è il percorso di formazione. Spesso abbiamo giovani frequentatori delle mediateche che ci chiedono dei consigli sui percorsi di studio, quindi si tratta sia dei ragazzi che studiano un po' come noi, operatori culturali, DAMS, storia del cinema, lettere, ecco, e sia invece chi vuole imparare a fare cinema e quindi ci siamo detti perché non aiutarli nell'orientarsi in questa scelta. E guarda caso Anna Bertolli ha curato una tesi di dottorato al DAMS di Udine, sede Gorizia, col professor Leonardo Quaresima, che mi risulta collegato, anzi, grandi saluti da Udine a Leonardo Quaresima, ed è per questo che si è concentrata, essendo il professor Quaresima uno dei grandi specialisti di cinema tedesco, si è concentrata anche sulla Germania, ma è stato molto utile un lavoro di confronto, perché dal confronto naturalmente nasce una possibilità di arricchimento. Quindi io ringrazio molto Anna Bertolli per questo suo, così, perché si è ritrovata anche a ristudiare l'argomento, ci darà molte informazioni utili. Quindi Anna, la parola a te. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Sì, come diceva Giulia, questo è stato un po' un aggiornamento al 2022 di quella che è stata la mia tesi di dottorato che ho presentato nel 2015 appunto, e che si concentrava su la formazione professionale all'audiovisivo, vale a dire su percorsi di studio per chi vuole effettivamente fare cinema, non teoria ma effettivamente pratica. E questo diciamo mio studio si inseriva in realtà in un progetto più ampio, di cui vi do giusto qualche cenno per correttezza anche nei confronti di chi ha partecipato. Faceva parte di un progetto PRIN, questa ricerca del 2008, proprio legato al rinnovamento dei quadri. Scusate, non mi va il... Ecco, al rinnovamento dei quadri del cinema italiano, ed era un progetto appunto che coinvolgeva più università. La prima cosa che volevo osservare è che rispetto a questo argomento, cioè a offerta formativa di tipo professionale in ambito cinematografico, ci sono pochi studi e sono relativamente recenti, partono dalla fine degli anni '80. Io li avevo suddivisi in tre fasi e quello che accomuna queste tre fasi è che gli studi ci dicono un po' tutti la stessa cosa, cioè che l'offerta di corsi di formazione è molto eterogenea, è molto spesso ridondante e inadeguata a quelle che sono le esigenze del settore. E soprattutto appunto nella prima fase si citano due realtà che non ritroveremo poi nelle slide successive, ovvero il DAMS degli anni 70 e 80
e Ipotesi Cinema, che è un progetto di Ermanno Olmi. In questi studi, appunto, che non sono stata a citare nel dettaglio, si parla appunto del ruolo che ha avuto il DAMS, in particolare ci si riferisce al DAMS di Bologna negli anni 70 e 80, nel formare e dar vita appunto a nuove leve, ma anche nuove ispirazioni, nuovi movimenti del cinema italiano. Ipotesi Cinema era un progetto molto interessante di Ermanno Olmi, nel suo paese, realizzato nel suo paese di origine, che era Bassano del Grappa, però era più una bottega che un vero e proprio laboratorio. Aveva un po' diciamo, un'impronta più anche quasi filosofica. Però effettivamente da Ipotesi Cinema sono usciti vari nomi interessanti del cinema italiano. E comunque, in sintesi, tra la fine degli anni '80 e l'ultimo anno che cito, che è il 2013, quello che emerge dai pochi che se ne sono occupati è che l'offerta formativa non rispecchia le necessità del settore. Vi dicevo appunto che la mia ricerca fa parte di un progetto più ampio che riguarda 1, 2, 3, 4, 5 università e in particolare le unità di Udine e Cagliari si sono occupate di realizzare un database che raccogliesse tutta l'offerta formativa attiva tra gli anni 2009 e 2011 per vedere appunto effettivamente cosa offrisse il paese Italia a livello di formazione professionale per il cinema e per l'audiovisivo. E i risultati sono stati corposi, nel senso che fu pubblicata all'epoca anche fu realizzato anche un sito in cui questi risultati erano visibili, oggi non credo sia più attivo. Comunque sono state rilevate 1186 attività formative, 223 professioni e 37 macro categorie. E poi era stata fatta anche un'analisi qualitativa attraverso interviste a studenti, ex studenti, docenti, personale amministrativo delle scuole su campione naturalmente di scuole di cinema, per capire cosa emergesse, e sia grazie all'indagine quantitativa che a quella qualitativa è emerso questo in sostanza: l'eterogeneità dell'offerta, il ruolo marginale che ha in Italia l'offerta pubblica, in particolare le università e le accademie sono i grandi assenti per quanto riguarda la parte professionale, di formazione professionale, il dominio dell'offerta privata, vale a dire ci sono molte scuole di cinema in Italia, sono private nella maggior parte dei casi, sono il 75%, e quello che risulta è che sono molto costose. Un'altra problematica era la non uniformità dei titoli rilasciati, cioè non c'è un titolo o una qualifica professionale a livello statale che ti caratterizza come sceneggiatore, come scenografo, come costumista. Non esiste di fatto un riconoscimento, diciamo, istituzionale dal punto di vista dei titoli. E mi sono chiesta, lavorando per questo incontro, cosa è successo 10 anni dopo da questa ricerca. L'offerta rimane tale, è molto eterogenea e soprattutto, questo è importante se lo riferiamo poi a quello che vedremo dopo sulla Germania, non ci sono molti punti di riferimento chiari. Per quanto riguarda l'offerta pubblica, rimane comunque scarsa. A livello di università, nel 2011 avevamo contato circa 20 master erogati da università pubbliche. Nel 2022 sono andata a vedere,
negli stessi atenei presi in considerazione, il numero di master dedicato all'audiovisivo è drasticamente ridotto, se non scomparso. Cioè sembra che l'università pubblica abbia un po' abbandonato questa via che era prevalentemente di formazione post laurea con i master, dedicata alla formazione professionale. E questi sono i master che sono stati o mantenuti o riformulati e che sono attualmente attivi. Diciamo, l'offerta forse più ricca è quella della Sapienza di Roma, che come vedete ha 3 master, e da notare che sono master di primo livello, di durata di un solo anno, e i costi, pur essendo un'università pubblica, sono elevati: 3.850 euro, 4.000 euro, 4.000 euro. Poi c'è un master all'Università di Torino, che è in traduzione per il cinema, la televisione e l'editoria multimediale. No, vabbè, questa cosa la dico dopo. Sempre traduzione audiovisiva, questo è un master abbastanza storico dell'Università di Parma. Il Politecnico di Torino, questo è abbastanza interessante, offre una laurea triennale e una laurea magistrale in ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione. E qui è praticamente il mondo del cinema e dell'ingegneria che si unisce in una realtà come comunque quella del Piemonte, che dal punto di vista dell'audiovisivo negli ultimi anni ha avuto un ruolo importante. E in più rispetto al 2011, quindi se andiamo a contarli, sono 3, 4, 5 master. Si aggiunge solo un master che non era presente prima, che è dell'Università di Bologna, in management del cinema e dell'audiovisivo. Anche questo un anno, e il costo non è indifferente anche in questo caso. L'offerta pubblica riguarda però anche non solo le università, ma le accademie di belle arti. Eravamo andati a vedere, a studiare, insomma, a capire quale offerta si trovasse dal punto di vista del cinema nelle accademie di belle arti. Allora, nel 2011, per quanto riguarda l'audiovisivo, non ci sono esempi di formazione completa. Ci sono corsi triennali e biennali in scenografia, e solamente pochi sono dedicati, diciamo, hanno un indirizzo o comunque hanno alcuni moduli dedicati al cinema e alla TV. Quello che ho notato nel 2022, andando a rivedere tutte le accademie di belle arti pubbliche che avevamo preso in considerazione, è che adesso c'è stata un'apertura, diciamo, negli ultimi anni nei confronti del cinema e della televisione, però hanno, a mio avviso, un po' non sono, come dire, molto significative come iniziative, perché sì, ci sono corsi di scenografia dedicati al cinema, alla televisione, ma hanno piani di studio ancora molto generici, spesso con molta teoria. Sono state fondate all'interno delle accademie di belle arti delle scuole, dei dipartimenti di cinema, fotografia e audiovisivo, ma che tendono a coprire molteplici professionalità, per cui non si forma neanche un vero e proprio scenografo, si forma una sorta di filmmaker che è capace di lavorare su più fronti, e che poi è anche una tendenza comprensibile nei tempi di oggi, però di fatto è un'offerta che è ancora abbastanza vaga. Le due accademie che ho individuato che offrivano qualcosa di un po' più concreto a livello di audiovisivo sono l'Accademia di Catania
e l'Accademia dell'Aquila. L'Accademia di Catania offre un corso triennale in cinema con alcune specializzazioni che però avvengono solo al terzo dei 3 anni: regia filmmaking, montaggio, direzione della fotografia e sound design. L'Accademia dell'Aquila ha un biennale, quindi una formazione di tipo specialistico in scenografia, che in realtà si chiama scenografia, quindi non ha un esplicito riferimento al cinema e alla TV. 34 crediti su 120 sono dedicati esplicitamente a scenografia e scenotecnica per cinema e TV. Questo è il massimo, diciamo, che ho trovato nelle accademie. Vero è che le accademie hanno rispetto al 2011 un cambiamento importante, vale a dire i diplomi delle Accademie di Belle Arti sono equiparati ai titoli universitari, quindi alla laurea di primo livello e alla laurea magistrale, e di fatto la classe di laurea è quella del DAMS. Oggi, se parliamo di scuole di cinema, c'è una unica vera e propria scuola di cinema completamente pubblica, che è la scuola Gian Maria Volonté di Roma, di cui vi parlerò più avanti, e che è abbastanza recente, è stata fondata nel 2011. C'è una scuola superiore a Roma storica, che è l'Istituto Rossellini, ed è una scuola superiore per la formazione di tecnici dell'audiovisivo, ed è proprio come una scuola superiore per il cinema e la televisione, per la formazione prevalentemente di tecnici. Infatti, se andate a vedere anche il piano di studio, è molto tecnica, molto specialistica. Anna, non so se posso interromperti a questo certo. proposito, ma assomiglia a quei percorsi di studio che ci sono anche nelle scuole superiori nella nostra regione. Per esempio, ci sono no. liceo artistico alla sezione audiovisivo, ma anche alcuni istituti professionali. No, io non lo paragonerei, perché è comunque veramente tutto incentrato sul cinema e la televisione. Ora qua io non ho messo il piano di studio, avrei potuto metterlo, però è proprio una scuola che non a caso c'è solo a Roma, perché che è il centro, diciamo, il cuore pulsante del cinema e della televisione italiana. Cioè non c'è un indirizzo, è proprio una scuola votata a quella, come se fosse, perdonatemi ora il paragone, un odontotecnico. Ok. Questo. E poi sono andata ancora a cercare e ho trovato, sempre di questa poca offerta pubblica, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, che forma prevalentemente attori, forse la conoscete, che ha attivato questo master di primo livello in drammaturgia e sceneggiatura, riconosciuto dal MIUR, anche questo con costi non indifferenti per un anno di formazione, però come vedete ci sono anche delle borse di studio disponibili che ho indicato. E infine nella mia città, Lucca, ho scoperto che c'è un master di primo livello, questo diciamo è per gli addetti, diciamo, un master in musica applicata all'immagine, che ha sostituito, ahimè, un master che in realtà era attivo nel 2011 all'Università di Udine, di cui forse Leonardo Quaresima ha più notizie rispetto a me, che era il master in composizione di musica per film, che non è più attivo. E anche questo ha borse di studio, appunto, che mette a disposizione per chi fosse interessato naturalmente a questo comparto. L'offerta privata. Nel
2011 avevamo detto che era il 75%, era altissimo il numero di iniziative di breve durata e diciamo, altro difetto che si riscontrava in questo tipo di offerta è che era molto poco chiara e poco trasparente. Ai costi molto alti non corrispondeva effettivamente una chiarezza per quanto riguardava piani di studio, eventuali esperienze di stage. Diciamo, è una grande, quella dell'offerta formativa di tipo professionale è una grande, a livello privato, una grandissima macchina da soldi, anche perché ha un fascino, cioè punta su un fascino che è quello del cinema, del poter lavorare nel cinema, nella televisione, nei mezzi di comunicazione che diciamo attrae molti giovani. Nel 2022 più o meno la situazione è rimasta la stessa. Quello di cui mi sono accorta è che oggi diciamo, i corsi più interessanti per quanto riguarda l'offerta privata sono erogati da grandi gruppi editoriali, cioè RCS e gruppo Il Sole 24 Ore. Allora, vi invito a guardare i costi, sono il Master Post Laurea in Management Audiovisivo, che per carità ha la collaborazione con la 7, 6 mesi di aula più 6 mesi di stage, sono 12.000 euro più IVA per un anno. E poi c'è il gruppo Sole 24 Ore. E la cosa che mi ha colpito è che il Sole 24 Ore ha preso un master, ha praticamente come adottato un master che già esisteva e che noi avevamo identificato, registrato nel nostro database nel 2011. E era un master realizzato da questa associazione per lo sviluppo e la formazione delle professioni cinematografiche in management della distribuzione cinematografica, ed era molto interessante già al tempo perché era l'unico corso di formazione professionale dedicato alla distribuzione nel cinema, che invece è un settore essenziale e allo stesso tempo critico. Il gruppo Sole 24 Ore praticamente sembra quasi averlo rimesso in piedi, più o meno nella stessa formula, e eroga questo management della distribuzione cinematografica. Poi un altro master da 12.000 euro più IVA, management del prodotto audiovisivo per l'entertainment. Poi altre iniziative private, questa Ca' Foscari Challenge School, che in realtà non so quanto sia privata, perché poi è una sorta di fa parte di una fondazione collegata all'Università Ca' Foscari. Comunque offre questo master di primo livello in Fine Arts in Filmmaking, 5.000 euro per un anno. E poi c'è il panorama delle università private. Abbiamo lo IULM, abbiamo l'Università Cattolica, che storicamente anche da tantissimo tempo eroga master in ambito di cinema e televisione, e poi la LUIS. Lo IULM propone questo master sul cinema e le serie sulle piattaforme audiovisive. L'Università Cattolica, management dell'immagine, del cinema e dell'audiovisivo, fare TV, gestione, sviluppo e comunicazione, ideazione e produzione audiovisiva, cinema per i media digitali, e poi questo master in lingua inglese che è International Screenwriting and Production. E quello che ha, diciamo, effettivamente l'Università Cattolica, io non li ho, per esigenze di sintesi non li ho indicati, però effettivamente realizza questi master in collaborazione con società importanti dell'audiovisivo, quindi ha un network tra i partner, per esempio se vedete
del Master in International Screenwriting and Production c'è Netflix, quindi è un'offerta oggettivamente alta, perché è alta come costi, però comunque è strutturata. Per arrivare all'Università LUISS, a cui non potevo credere, 16.000 euro per un anno di Writing School for Cinema and Television o gestione della produzione cinematografica e televisiva. La cosa di cui mi sono accorta facendo questo aggiornamento al 2022 è che la formazione sembra prendere una direzione, due direzioni, che poi si riallacciano. Da una parte l'interesse per la serialità e dall'altra per la traduzione. Cioè ci sono molti corsi dedicati a questi due temi, serialità, sviluppo di soggetti per le serie televisive e traduzione, che è strettamente legato poi alle esigenze della serialità, perché con le piattaforme online, quindi con la distribuzione, con lo streaming, di fatto c'è molta più produzione di serie e anche molta più necessità di tradurle, di persone che traduca questa grande quantità di materiali. Sì, c'è anche questo corso breve che ho fatto anch'io, lo ammetto, nella Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, 120 ore, 5.800 euro. Vabbè, siamo lì. Per arrivare ai punti di riferimento in Italia, cioè se un giovane vuole imparare a fare cinema, dove deve andare? A chi deve guardare? Allora, se parliamo di punti di riferimento, cioè di scuole che comunque abbiano solo proprio una reputazione che garantisca diciamo una buona qualità, le città sono tre. Cioè, no, sono tre più altre sedi, sono Roma, Milano e Bolzano. Perché a Roma abbiamo la Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia e la Scuola Gian Maria Volonté, che come avevo detto è molto recente, del 2011. A Milano abbiamo la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano, è il nome attuale di quelle che sono le storiche scuole civiche di Milano, e poi c'è Zelig Bolzano, che è una piccola scuola che si trova in provincia di Bolzano e che è dedicata al documentario. Una sola scuola di queste è completamente pubblica, la Gian Maria Volonté. Il Centro Sperimentale di Cinematografia e le scuole civiche di Milano, che sono diciamo le principali scuole effettivamente di cinema in Italia, sono state per molto tempo, non sono più enti pubblici, sono fondazioni. Senza entrare nel merito, diciamo, di questi cambiamenti, semplicemente negli anni 90 in Italia molti ambiti sono stati privatizzati e questi cambiamenti hanno riguardato anche queste due scuole. C'erano all'origine di questo cambiamento delle buone intenzioni, cioè la privatizzazione comporta dei vantaggi. Ad esempio, si può beneficiare del contributo dei soggetti privati nell'ente, si può snellire la gestione dell'ente perché il regime di diritto privato è tutt'altro rispetto a quello burocratico del pubblico. E allo stesso tempo questa operazione veniva fatta apportando delle tutele. La fondazione che viene istituita è senza fine di lucro, quindi a tutela del preminente interesse pubblico delle attività dei due enti. A ulteriore garanzia, lo Stato, nel caso del centro sperimentale, e il Comune, nel caso delle scuole civiche di Milano, restano i finanziatori principali e mantengono una funzione di indirizzo e di controllo.
In realtà, diciamo, la storia non è stata così lineare come era nelle buone intenzioni. Questo è lo stato della situazione aggiornato al 2014, perché non conosco bene, diciamo, le problematiche o la risoluzione di tale problematiche al giorno d'oggi. In realtà il Centro Sperimentale di Cinematografia vede il riaffermarsi di un modello verticale e burocratico. Lo Stato abbandona la responsabilità economica, questo succede anche nelle scuole civiche di Milano, e praticamente cosa significa? Che le scuole di cinema vengono sottofinanziate rispetto al passato. Queste erano le problematiche che emergevano da più punti di vista. Per quanto riguarda le scuole civiche, sempre situazione aggiornata al 2014, stesso problema del contributo del comune, che vede una riduzione progressiva, le rette di iscrizione degli studenti aumentano ed è anche difficile trovare enti disposti a diventare soci della fondazione, perché appunto non c'è un ritorno economico così immediato. Ma cosa offre la Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale, che è nata nel 1935? Offre dei corsi triennali nelle varie specializzazioni che vedete, quindi quelle più o meno classiche, e non si limita però all'offerta sulla sede di Roma, ma negli anni ha dato vita appunto anche a delle sedi in altre città, dove offre corsi triennali, e in particolare a Torino per l'animazione, a Milano per il cinema di impresa e pubblicità, che si collega bene, quindi si inserisce bene nel contesto appunto che è quello milanese, a Palermo il corso triennale in documentario, all'Aquila un corso triennale in reportage audiovisivo, che però al momento non è attivo, almeno a quanto mi risulta, e nel 2019 è stata aperta una nuova sede a Lecce, in cui è stato istituito un corso triennale in conservazione e management del patrimonio audiovisivo. Poi ha una scuola di design a Valencia, che dico sinceramente non ho capito bene di cosa si tratti, che senso abbia, però c'ha una scuola di design a Valencia, e poi c'è questo CSC Lab, che sono corsi, diciamo, di breve, più workshop, masterclass appunto, che vengono erogati con più continuità, e a cui possono iscriversi le persone. Sicuramente hanno un costo e sono più formazione, diciamo, di tipo continuo. Quanti posti ci sono al Centro Sperimentale di Cinematografia? 81 posti, in particolare per recitazione ci sono 10 posti per le donne e 10 per gli uomini, poi a parte suono e sceneggiatura vedo gli altri sono 6 posti, 30 posti per la sede della Lombardia, 20 posti per animazione in Piemonte, la sede di Sicilia ha 12 posti. Ci si può candidare per corsi diversi, quindi anche di sedi diverse. C'è un vincolo di età, nel senso che a ogni bando che viene emanato si definisce la fascia di età entro cui deve essere il candidato, perché altrimenti non può essere ammesso. C'è una selezione naturalmente strutturata in più fasi, con la presentazione di materiale. Per accedere alla Scuola Nazionale di Cinema bisogna essere maggiorenni, avere un diploma di scuola superiore e appunto essere nella fascia di età ammessa. La retta è di 2.500 euro all'anno, e questo è un punto che mi piace, cioè, voglio sottolineare: la frequenza è obbligatoria, non solo, ma sul sito o nel regolamento, mi pare,
trovate scritto proprio questo: non è consentito agli allievi svolgere in contemporanea con le lezioni i laboratori e le produzioni e attività lavorative anche sporadiche che non siano state autorizzate dal preside con apposito permesso artistico, pena l'immediata esclusione dalla scuola. Vale a dire, se siete uno studente di scenografia che accede al corso triennale di scenografia, in quel periodo riesce a trovare anche un lavoretto come stage su un set, non lo può fare. O meglio, allora, quando sono andata a visitare io il centro sperimentale nel 2014, non poteva farlo. Adesso c'è questa condizione, diciamo, un po' più permissiva, però insomma sembra che non sia concesso così facilmente. E questo lo ritroveremo poi anche avanti. Aspetta. Vabbè, lo ritroveremo anche nella scuola civica di Milano, cioè l'idea della frequenza obbligatoria è un'idea che nelle scuole di cinema italiane comunque è molto forte, e non c'è l'idea che di fatto formazione e professione possano coesistere. Invece questo succede molto di più in Germania. La scuola di cinema Lutino Visconti, brevemente, è la scuola civica, nasce come scuola delle tecniche cinetelevisive negli anni 60, negli anni 80 viene acquisita dal Comune di Milano e poi da pubblica appunto diventa privata, perché entra a far parte di Fondazione Scuole Civiche di Milano, di cui fa parte anche la scuola Paolo Grassi e la scuola di musica, se non sbaglio. Vengono inglobate in questa fondazione che si chiama Fondazione Milano. E questa è una scuola storica, soprattutto per quanto riguarda la televisione, che dagli anni 80 in poi prende, con le TV private, prende piede a Milano, e ha formato per anni, numerosi tecnici professionisti del settore televisivo. Offre un corso triennale, anche in questo caso, che si chiama Arte e Tecnologia del Cinema e dell'Audiovisivo. Il primo anno è in comune alle varie specializzazioni, e ho controllato il piano di studi abbastanza teorico, simile al DAMS. Il secondo e il terzo anno sono dedicati alla specializzazione, che anche in questo caso è più o meno nelle professioni classiche. E sempre bisogna essere maggiorenni, avere un diploma di scuola superiore. Ci sono 90 posti, ecco qua volevo arrivare, frequenza obbligatoria. Il costo è in base al reddito, in base in particolare all'ISEE ISEE Università, che è diverso dall'ISEE semplice, se ho capito bene. La quota di iscrizione del primo anno quindi varia, a seconda dell'ISEE, tra 1.700 euro e 4.250 euro. Questa scuola di cinema è famosa anche per i suoi corsi annuali serali, che però oggettivamente sono fruibili solo da chi abita a Milano. Corsi in documentario, produzione cinematografica, sceneggiatura, social videomaker, film critic e film programmer, a frequenza obbligatoria. Anche qui un master specialistico, non a caso in Series Development, sviluppo e produzione creativa della serialità, con borse di studio offerte da Netflix. Frequenza obbligatoria. Corsi brevi. Sì, ci sono anche altri corsi brevi tipo ICS, SC Lab. La novità interessante rispetto a quando abbiamo fatto l'indagine nel 2011 è che dal 2019, come è avvenuto precedentemente per le accademie, i titoli della Scuola Nazionale di Cinema e delle Civiche Visconti sono equipollenti alla laurea di primo livello in DAMS, di fatto. E quindi qui ho indicato che questo rende queste scuole comunque in forte concorrenza con i corsi di laurea DAMS, che offrono un corso di laurea DAMS invece
queste scuole offrono, diciamo, sia la parte, diciamo, di titolo universitario, sia la parte di formazione. E una cosa che mi faceva un po' sorridere della Scuola Nazionale di Cinema, anche per far capire quanto i titoli di studio poi siano veramente disomogenei tra loro, si ottiene alla fine del percorso lo storico diploma del CSC, proprio perché effettivamente è un diploma importante, perché è forse per chi vuole fare cinema il diploma a cui ambire, però è veramente generica come indicazione. E infine questa scuola, che inizialmente non sapevo se, diciamo, parlarne più di tanto o meno, perché è una scuola, è un progetto della Regione Lazio, e all'inizio, quando è nata nel 2011, cioè quando io stavo proprio facendo queste ricerche, in realtà era una scuola dedicata quasi totalmente a residenti nella regione Lazio. Ora ho controllato, è una scuola, come vedete in questo punto selezione in 3 fasi, è una scuola che in realtà ad oggi è aperta a tutti. Ci sono 2 distinte graduatorie che vengono fatte nella selezione per i residenti in Lazio. I residenti in Lazio hanno la priorità. Nel caso si liberino dei posti perché non ci sono abbastanza idonei in Lazio, si accede alle graduatorie di residenti in altre regioni. È una scuola che è nata nel 2011 da un'idea di un attore o regista, Valerio Mastandrea e Daniele Vicario, non l'ho mai capito, e che è stata fondata in un quartiere, quindi con un progetto anche proprio di riqualificazione in un certo senso in un progetto, sì, come dire, nel quartiere della Magliana, che si sa è un quartiere comunque abbastanza periferico e noto per tristi vicende, proprio per riqualificare appunto queste zone. Oggi hanno anche una sede a Trastevere, quindi è su 2 sedi, ed è un centro di formazione, è pubblica e gratuita, cioè chi accede non deve pagare rette per accedere. È un centro di alta formazione della Regione Lazio, quindi finanziato dalla regione. I corsi inizialmente erano biennali, oggi sono triennali, diciamo, alle altre scuole, e ci sono 11 indirizzi professionali: regia, organizzazione della produzione, eccetera, eccetera. Quindi più o meno gli stessi del centro sperimentale. È una scuola che è nata anche un po' forse in polemica con la Scuola Nazionale di Cinema, che offriva pochi posti elitari. Allora, i posti sono 82, frequenza obbligatoria. Bisogna avere tra 18 e 29 anni non compiuti ed essere iscritti al centro per l'impiego, proprio perché comunque l'idea di base di questa scuola è quella di creare delle professionalità utili per il settore del lavoro in regione. Questa selezione, appunto, che prevede 2 graduatorie diverse, al suo interno anche prevede un tirocinio di ore abbastanza significative. Altro lato, a mio avviso, debole, il titolo rilasciato. Allora, un attestato di qualifica, si dice, relativo all'area professionale prestata, valido ai sensi di decreto legislativo bla bla bla, articolo 14 bla bla bla, legge regionale bla bla bla. Se andate a vederli, sono dei decreti
delle leggi che fanno però dei riferimenti veramente generici, non si parla in nessun caso di ambito audiovisivo, di professioni dell'audiovisivo. Sono le leggi, diciamo, di riferimento per la formazione professionale, quindi non lo so. Anche in questo caso mi sembra che ci sia un po' di vaghezza. E poi questa scuola piccolina, però molto interessante, che è Zelig, Scuola di Documentario, nata a Bolzano nel 1988. Non è completamente pubblica, però è finanziata per la maggior parte dalla provincia autonoma di Bolzano, e offre questo corso triennale in cinema documentario con possibilità di specializzarsi, cioè regia, sviluppo progetto, fotografia, luci, montaggio e post-produzione. Ci sono 30 posti e il bando esce ogni 3 anni. La particolarità, essendo in territorio di confine, è che le lezioni si svolgono in italiano, in inglese e in tedesco, e la scuola prevede proprio corsi di lingua nel percorso formativo, perché magari l'inglese sì, ma non tutti certo arrivano alla scuola con conoscenze di tedesco. C'è un contesto formativo internazionale, vi invito ad andare a vedere la lista dei docenti sul sito. Il costo è di 1.000 euro all'anno. Rilascia un diploma di formazione professionale della provincia autonoma di Bolzano, riconosciuto a livello europeo in una delle 3 specializzazioni del corso, ascrivibile al 5º livello EQF. Anche qua mi colpisce comunque perché c'è comunque un girare attorno a qualcosa di poco concreto, a mio avviso. Però è diciamo principalmente per il fatto di essere una zona di confine così comunque soggetta agli scambi internazionali, è diciamo un aspetto che la caratterizza. Tra l'altro, pur essendo una scuola piccola dedicata al cinema documentario, la scuola è un membro CILECT, scusate, come la Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale, come le scuole di cinema di Milano, vale a dire membri CILECT. Il CILECT è l'associazione internazionale delle scuole di cinema e bisogna rispondere a determinati criteri per poter aderire, e quindi sono queste le 3 scuole di cinema che sono riconosciute, diciamo, a livello internazionale. C'è anche questo dal 2004, questo programma di formazione che però è più, diciamo, per media professionals, quindi non per studenti, diciamo, alle prime armi, finanziato dal programma Media dell'Unione Europea, che dura 8 mesi. Parlavamo di eterogeneità dei titoli. Oggi le 4 principali scuole di cinema italiane non rilasciano titoli chiari né omogenei, se non per la parificazione al titolo universitario. Nel 2008 l'ANICA aveva tentato di fare appunto parla di un'azione sperimentale, una categorizzazione delle professioni, ed eccola qua nelle varie declinazioni, appunto, e se andate a vedere sul sito è rimasta più o meno, almeno per quello che ho potuto riscontrare io, è rimasta un'ipotesi lasciata un po' lì. Allora sono andata a vedere le regioni, cosa hanno fatto. La regione Toscana, che è la mia regione, ha dato vita ad un repertorio regionale delle figure professionali, e queste sono quelle che ho trovato e che sono riferite all'ambito dell'audiovisivo, e sono in realtà diciamo delle formulazioni
molto verbose, tecnico della preparazione e interpretazione del ruolo attoriale, dello speakeraggio, doppiaggio e della performance dell'arte circense e del teatro di strada, che quindi raccolgono un po' cioè teatro, arte circense, quindi non sono nemmeno molto specifiche. E per curiosità sono andata a vedere cosa faceva la regione Friuli Venezia Giulia e ha identificato dei repertori, per quanto riguarda l'audiovisivo, dei repertori di settore. L'audiovisivo non rientra, almeno a quanto ho capito, nel repertorio dei profili professionali, e queste sono le aree di attività, cioè che sono è un esempio di aree di attività dell'audiovisivo. Cura e produzione del prodotto audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, creazione del casting principale e generici, gestione dell'amministrazione della produzione audiovisiva. E arriviamo a questo punto, io non lo so, vado avanti Giulia o entrerei nella seconda fase? Sì, però assolutamente, grazie. Nella seconda fase, diciamo, di questo incontro, che nasce sempre dalla mia tesi di dottorato e che mi ha portato a chiedermi già a suo tempo, ma se guardiamo un po' più in là, ma neanche troppo, perché comunque restiamo in Europa, che succede? E in particolare mi sono concentrata sulla Germania. Ci sono dei motivi per cui ho scelto la Germania, perché comunque aveva dei punti in comune dal punto di vista della storia cinematografica con l'Italia. Cioè, Italia e Germania sono due discorsa tradizione cinematografica che poi negli ultimi anni hanno hanno partecipato, diciamo, alla creazione con poco successo di quella che è un'industria audiovisiva europea. Si sono confrontate nel tempo con problematiche comuni come la concorrenza del cinema hollywoodiano. Sono più difficilmente esportabili, diciamo, rispetto a film americani o inglesi per limitazioni dettate dalla lingua. E poi in entrambe, nel corso del tempo, si è affermata la concezione tipicamente europea del cinema come prodotto prima culturale che di mercato, cioè quindi la visione più americana. Allo stesso tempo avevano due politiche cinematografiche abbastanza simili e che prendono le distanze invece da quelle francesi. In Francia il cinema è un settore veramente custodito e difeso con le mani e con i denti dallo Stato. È sempre stato fortemente sostenuto e soprattutto è sempre stata combattuta la concorrenza di Hollywood grazie a ferree politiche protezionistiche. In Italia e in Germania non è stato così, diciamo, non c'è stato questo sostegno sempre così forte, per cui, diciamo, sono realtà anche un po' più fragili. Però ci sono naturalmente delle differenze anche. La prima di questa, che è una differenza, ma che come vedremo poi non è proprio negli ultimi anni non è stata proprio una vera e propria differenza, perché qualcosa è successo poi nel frattempo anche in Italia a livello di audiovisivo, è l'assetto federale della Germania, cioè la Germania è uno stato federale. In Germania fin dagli anni 10 non esiste una città dove si fa cinema, ma ce ne sono almeno due, Berlino e Monaco, che sono in perenne concorrenza, anche poi con la guerra fredda per ragioni politiche, cioè Berlino era un po' il centro produttivo dell'est e Monaco dell'ovest. Poco prima della riunificazione, quindi siamo alla fine degli anni '80, cosa succede in Germania? Che i vari Länder, cioè gli stati federali, alcuni almeno, iniziano a interessarsi al settore audiovisivo, cioè lo identificano come
come potenziale settore redditizio e iniziano a investire. Quindi creano in Germania, in zone dove prima non esistevano, dei Medienzentrum, cioè dei poli produttivi dedicati all'audiovisivo, e allo stesso tempo vi associano un'offerta formativa e nascono quindi alcune scuole. Perché dicevo che non è così poi dissimile da quello che è successo negli anni in Italia? Perché un fenomeno simile, anche se diciamo molto di portata forse non così forte, però c'è stato anche in Italia con la nascita, a partire dall'inizio degli anni 2000, delle Film Commission e l'istituzione dei fondi regionali dell'audiovisivo, che hanno cambiato nel tempo la geografia del fare cinema in Italia. Il federalismo è non solo politico ma anche audiovisivo, perché esistono in Germania 7 scuole di cinema che sono riconosciute come le principali e come gli indiscutibili punti di riferimento. Cioè, se vuoi studiare cinema, se vuoi diventare sceneggiatore, regista, attore, montatore, devi provare a entrare in una di queste Filmhochschulen. E questo professore che si chiama Slansky, che ha scritto un libro sulle 7 Filmhochschulen tedesche, le definisce come istituzioni formative accademiche statali riconosciute dallo Stato, semistatali o private, destinate alla pratica di produzione artistico-creativa nel cinema e nella televisione. Allora, intanto cerchiamo di capire cos'è una Hochschule. Una Hochschule sarebbe un'alta scuola, diciamo, è diversa, è un'università, ma è diversa da quella che è in Germania una Universität. Ha innanzitutto un diverso sistema di finanziamento pubblico, cioè le università ricevono più soldi, e ha la particolarità che è incentrata più appunto sulla pratica. Tanto è vero che il corpo docente nelle Hochschule non deve essere necessariamente di provenienza accademica. Sono 7 scuole che non sono uguali tra di loro, hanno parecchie differenze, come avete visto anche nella definizione che ne dà Slansky, però rilasciano titoli accademici o autonomamente o attraverso l'affiliazione a una Hochschule o una università, e quindi sono facilmente spendibili a livello nazionale e internazionale. Eccole qua. Questa è la Germania, dove vedete le bandierine rosse, sono 7, abbiamo Potsdam, Berlino, Monaco, Stoccarda, 2 scuole a Colonia e una scuola ad Amburgo. Le ho elencate tutte, ve le scorro brevemente, che la Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf è la storica scuola della ex DDR, quindi è molto molto importante, pubblica, finanziata completamente dal Land Brandeburgo. Particolarità si trova a Babelsberg. Babelsberg è la Cinecittà tedesca di fatto, cioè questa scuola è in un'area in cui è circondata da studi televisivi, studi cinematografici, sedi di emittenti televisive e radiofoniche, quindi è veramente inserita nel sistema. E rilascia appunto dal 2014 è diventata Universität, quindi non è più Filmhochschule, rilascia un Bachelor, come si dice, il Bachelor e il Master nelle varie discipline. Quello che vi invito a notare e a ripensare, a confrontare con quanto avevamo visto per l'Italia, è il costo. Il costo a semestre è di 335 euro, quindi 600 euro l'anno. Questa invece è la storica Scuola di Cinema di Berlino.
è una scuola in realtà privata, è praticamente privata, ci sono state anche varie polemiche su questa scuola, ha vissuto diciamo dei momenti difficili negli ultimi anni proprio perché ci sono state delle polemiche sulla gestione della scuola. È comunque finanziata dal Land Berlino e da alcuni sponsor. La formazione è equiparata a quella delle altre sei Filmhochschulen. Ci sono poche specializzazioni: screenwriting, scenografia, sì, sceneggiatura, direzione della fotografia, regia, produzione e montaggio e suono, e la formazione è strutturata in Grundstudium, cioè uno studio di base, specializzazione e super specializzazione, diciamo. Costo 225 euro di iscrizione annuale più 380 euro all'anno di abbonamento per i mezzi pubblici, quindi sono 600 euro all'anno, in cui però uno studente ha a disposizione l'abbonamento per i mezzi pubblici fascia A, B, C di Berlino, quindi arriva fino a Potsdam. E poi c'è questa scuola che è considerata la scuola, almeno in base ai ranking per anni, non sono riuscita a capire se tuttora lo sia, la più importante scuola, la migliore scuola di cinema della Germania, e si trova in Baden-Württemberg, a Ludwigsburg. Praticamente è una scuola che è nata, qui è veramente l'esempio di un land, cioè di un territorio, di uno Stato che scopre delle potenzialità, pensa a come prolifico e decide di investirci denaro. Il Baden-Württemberg è uno Stato del sud della Germania ricchissimo. Negli anni 90 appunto il governatore, insomma il Land, decide di investire denaro in un settore che non esiste in quella zona, che è quello dell'audiovisivo. E oggi è una scuola grandissima in cui circolano circa 500 studenti all'anno. Come vedete, le specializzazioni sono molte, c'è anche una parte dedicata al giornalismo televisivo, quindi diciamo, si allarga un po' a tutto, ed è famosissima per l'Animationsinstitut, che esiste dal 2002, e è considerata la scuola di animazione, la seconda scuola a livello internazionale per l'animazione. E addirittura io l'ho visitata questa scuola, è veramente impressionante se pensiamo a quello che poi effettivamente costa. Fino a ottobre 2017 la formazione era completamente gratuita. Non è più così, da ottobre 2017 sono state introdotte delle tasse, particolari casi, cioè studenti non UE o studenti che hanno già un titolo universitario, e però è veramente colpisce, ecco. E è una formazione che c'è scritto sul sito stark praxisorientiert, cioè fortemente orientata alla pratica. Questo si legge anche in altre scuole, cioè le Filmhochschulen, le 7 Filmhochschulen sono praxisorientiert, facciamo pratica. E si può fare o il percorso standard, cioè studio di base e specializzazione, oppure si può anche entrare direttamente nella fase di specializzazione come Quereinsteigende, cioè come persona che si è fatta da sé nel frattempo, perché magari ha lavorato invece che studiato e è riuscito a entrare nel settore audiovisivo e ha già un'esperienza tale per cui può passare direttamente al project studium, che è la fase di specializzazione.
E poi abbiamo 2 scuole a Colonia, una è storica, diciamo, è di fatto l'Accademia delle Belle Arti di... no, scusate, non l'Accademia delle Belle Arti, però è la scuola di cinema storica di Colonia, pubblica, con le sue appunto specializzazioni. Anche questa costa 330 euro a semestre, inclusiva di abbonamento per i mezzi pubblici. E invece questa è l'unica, forse anche quella di Amburgo, l'unica scuola di cinema delle 7 veramente costosa, è però anche una delle più recenti e è una delle poche che offre dei programmi in inglese. Infatti c'è un master, come vedete sottolineato, quindi non c'è solo formazione in tedesco, mentre nelle altre, a parte l'Animazione Institute che ha dei moduli in inglese, la lingua di erogazione è il tedesco. E poi c'è questa storica, altra scuola storica pubblica, che è la Hochschule für Fernsehen und Film München, finanziata dallo Stato, appunto, della Baviera. Ha questi 7 percorsi di studio. Vi dicevo prima che non sono uguali queste scuole tra di loro, però quello che è importante è che sono considerate, i titoli di fatto sono considerati parificati, cioè di uguale importanza. Infatti si esplicita che non rilascia né bachelor né master, ma un diploma, e i percorsi di studio sono 7 e sono articolati, come vedete, in dipartimenti. Ha questa particolarità. Il costo è irrisorio perché è di 147 euro al semestre, inclusivo di abbonamento al trasporto pubblico. Per darvi l'idea dell'importanza di questa scuola, chi di voi si ricorda il film Le vite degli altri? Cioè, ho fatto anche il link, vediamo se parte. Le vite degli altri, chi lo ha visto? Di Florian. Vediamo se riesco a tornare. Come si torna indietro? Ah, qua. Film del 2006 di Florian Henkel von Donnersmarck e vincitore del premio Oscar per il miglior film straniero del 2007, è un progetto nato e in parte sviluppato durante la frequenza di questo regista al corso di regia presso questa scuola, e in realtà è considerato il film di diploma di Florian Henkel von Donnersmarck, ed è, tanto per farvi capire, la scuola frequentata da Wim Wenders e da Roland Emmerich. E poi c'è questa piccola scuola di Amburgo, in questo caso è nata nel 2003, in questo caso, a differenza del Baden-Württemberg, lì non si voleva creare dal niente un settore audiovisivo. Qui si voleva rilanciarlo perché era caduto un po' in miseria, e nasce questa scuola, viene fondata questa scuola che è un partenariato pubblico-privato, quindi tra alcune istituzioni della città di Amburgo e sponsor e finanziatori privati. È molto piccolina, dà solo propone solo un master con 4 sceneggiature, scusate, 4 specializzazioni possibili. Le tasse di iscrizione, anche in questo caso, mi ricordavo male, sono veramente basse. E perché è forte? Cioè, quali sono i punti di forza del sistema delle scuole tedesche? È un sistema interconnesso. Slansky parla di competizione, cioè un misto tra
cooperazione e competizione. Sono 7 scuole che esistono da più o meno tempo, ma che di fatto allo stesso tempo collaborano e allo stesso tempo sono in continua competizione. C'è una competizione altissima nel riuscire ad ottenere diciamo, i talenti in giro. È rispetto all'Italia più internazionale, perché chiunque può candidarsi, c'è una pecca, diciamo, c'è un ostacolo che è il tedesco. Viene generalmente richiesto un livello di tedesco europeo B2 o C1 a volte, a parte appunto all'IFS Köln, dove c'è anche un corso in inglese. Però se tu sai il tedesco, puoi venire da qualsiasi parte del mondo e accedere a queste scuole. E c'è un alto numero di iniziative di scambio con l'estero, questo effettivamente è notevole. E poi c'è una buona, diciamo, un buon rapporto tra scuola e mercato, cioè queste scuole si trovano nei centri produttivi importanti, sono appunto nate con lo scopo di rinvigorire un settore che non era più fiorente, oppure per dar vita a dei poli produttivi in aree come il Baden-Württemberg, dove non esistevano. Ci sono delle iniziative in alcune scuole anche per creare valore, per creare impresa. Nella Filmuniversität Babelsberg c'è un dipartimento ricerca e sviluppo che appunto sostiene gli studenti che vogliono dar vita a delle magari start-up specializzate appunto in progettazione di dispositivi per l'audiovisivo. A Ludwigsburg, che è una cittadina a mezz'ora da Stoccarda, che è un'ex area militare, quindi era completamente abbandonata, è nato di fatto un piccolo polo produttivo dell'audiovisivo. Queste scuole hanno, cosa che non esiste nelle scuole italiane, anche gli uffici festival, cioè ci sono degli uffici che si occupano specificatamente di tenere sotto controllo tutti i festival che esistono nel mondo, di capire quali sono i più interessanti per un determinato studente o per un altro, e gli organizzano praticamente tutto, cioè il ragazzo dà semplicemente il film e loro si occupano di tutte le pratiche, di tutte le application, eccetera. Però quello che ci si può chiedere è anche, ma poi alla fine è tutto oro, questo è tutto oro quello che luccica. In realtà già nel 2014 ho trovato moltissimi contributi in cui si sottolineava il fatto che il mercato era saturo rispetto alle professionalità formate. E se pensiamo anche proprio a livello di successo, negli ultimi anni non si è sentito molto parlare di cinema tedesco. Gli ultimi successi sono nei primi anni 2000 e anche a livello autoriale con la Berliner Schule, però oggettivamente, a parte qualche caso, non si parla molto di cinema tedesco. E la televisione è forte in ambito del documentario in Germania, anche se ci sono delle riserve anche su questo argomento, e su pochi prodotti seriali storici. Per il resto è veramente di basso livello. E poi, come tutti, c'è la crisi data dal Covid. Guardate i numeri: 119 milioni di spettatori nel 2020, sono 38, 42 nel 2021. Quello che ha la Germania è che ha forse rispetto all'Italia una capacità di fare sistema. Esiste un sito che si chiama Crew United,
e che è una vera e propria rete dell'audiovisivo. Chiunque abbia un progetto può cercare attori, montatori, è un sito praticamente di incontri, lasciatemi il termine, delle professionalità tedesche. È veramente interessante. Esiste questa associazione che si chiama German Film Service per la promozione del cinema tedesco all'estero, e poi quello in cui è forte rispetto anche all'Italia è il fatto che forse non sono tanto bravi a fare i loro film, ma sono molto bravi per quanto riguarda la coproduzione, grazie anche all'articolato sistema dei film funds dei vari Länder. E poi naturalmente questo vale anche un po' per l'Italia, c'è questo nuovo mercato dello streaming che è da tenere sotto controllo e che, come vi dicevo, appunto mostra già che la formazione si è spostata su questo versante, cioè quello delle serie e della traduzione per le serie. Tutto sommato in Italia le scuole non sono così eccellenti, però il successo dei titoli italiani all'estero negli ultimi anni è rilevante. C'è stato un calo degli spettatori al cinema, non solo per il Covid, ma anche prima, e appunto quello che si notava, l'incremento della formazione in sceneggiatura di fatto per le serie e la traduzione per l'audiovisivo. E in Italia una cosa appunto che avvicina l'Italia degli ultimi anni alla Germania, vi dicevo prima, è proprio questo nuovo scenario produttivo. Cioè all'inizio del 2000 nascono le prime film commission in Italia, e in alcuni casi relativi ai film funds. In Friuli avete un esempio proprio ormai storico e ben articolato, che è quello della film commission e del fondo audiovisivo, e nascono nuovi poli produttivi di fatto in competizione con il monopolio romano-lombardo, cioè non necessariamente si fa più cinema o televisione a Roma, ma si fa cinema anche a Torino, si fa cinema in Puglia, si fa cinema, si fanno serie televisive in Friuli. Questo per dire cosa? Che di fatto lo scenario a cui assistiamo oggi rispetto al passato è uno scenario diverso comunque anche dal punto di vista della richiesta di figure professionali. Perché? Perché se sono nate le film commission e sono nati di fatto delle piccole industrie dell'audiovisivo locali, vengono richieste anche figure professionali che non sono disponibili sul territorio. Non solo, ma alcune figure professionali sono nate dal nulla, ad esempio il location scout e il location manager. Io ho fatto ho fatto lo stage alla Film Commission di Bolzano e per esempio c'erano dei ragazzi che da altri percorsi, ho conosciuto ragazzi che da altri percorsi, addirittura chi aveva studiato giurisprudenza e altro, erano diventati dei location scout attivi tutto l'anno per le produzioni che arrivavano a Bolzano e in Alto Adige a girare. E qual è la conseguenza? Che alcune film commission, alcuni fondi audiovisivi regionali hanno iniziato ormai da anni a occuparsi di offerta formativa professionale. Per questo è anche un invito, diciamo, a tenere sotto controllo quello che succede dove siete, perché in alcuni casi, magari non ora, però potrebbero attivarsi, potrebbero esserci delle opportunità. Quella che io conoscevo meglio, perché appunto ci ho fatto lo stage, è la Film Commission di Bolzano e in particolare ha questa sezione di location development dove offre due percorsi, diciamo. No, allora una è una piattaforma e uno è un percorso. Racconti è uno script lab
quindi è un laboratorio di sceneggiatura, di fatto di scrittura, che è nato nel 2011, infatti quando c'ero io si scrivevano film, passato in seguito alla scrittura seriale. Evidentemente è stata intercettata questa onda più interessante. E poi Moveit, che è una sorta di, è una piattaforma, è una raccolta di fatto di corsi che vengono attivati appunto regolarmente durante l'anno e che offre formazione e aggiornamento per il filmmaker. Naturalmente questi corsi sono purtroppo aperti a professionisti altoatesini perché si cerca naturalmente di promuovere e di favorire il proprio territorio. Alcuni progetti sono aperti al Triveneto. In Toscana, la Toscana Film Commission ha dato vita da qualche anno alle manifatture digitali del cinema, cioè ha creato 2 cineporti che sono quello di Prato e quello di Pisa e praticamente in questi cineporti organizza quelle che chiama botteghe di alta specializzazione. Sono dei laboratori di fatto che sono dedicati, come vedete, a Prato al costume design, e poi ce n'è uno che dovrebbe, non so se è già attivo, è nato nel 2019, dedicato all'animazione 2D e 3D. E sempre per tornare al discorso dello storytelling, invece ci sono a Pisa c'è un laboratorio appunto dedicato al digital storytelling. E ecco, questo mi ero appuntata, sono corsi che non sono limitati a residenti in Toscana, quindi chiunque può andare sul sito, vedere i corsi che vengono attivati e fare domanda. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, allora io sono andata sul sito del Fondo Audiovisivo del Friuli e ho visto che ha messo ha una pagina che si chiama Training, in cui indica una lista di iniziative formative molto lunga, di cui però alcune non sono più attive. Offre a livello di formazione Ties That Bind, che naturalmente è una formazione, come dire, più non di alto livello, però per specialisti, perché è per produttori europei ed asiatici, ideato appunto dal Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e AVE e il Far East Film Festival. E siccome siete in Friuli e mi sono chiesta anche cosa succede in Friuli, questo è quello che succede in Friuli, che non è pubblicità perché non li conosco, però mi sono state segnalate queste cose o le ho trovate io su internet. Questa è una scuola di cinema appena nata a Gorizia, che offre 2 corsi in realtà di breve durata, uno per registi e attori e uno di recitazione, che dovrebbero essere già finiti se non sbaglio, della durata di 1 mese, sono gratuiti, l'unico costo è la tessera associativa. Poi la Casa del Cinema di Trieste, che nasce dalla collaborazione di diverse associazioni locali, tra cui la Film Commission, e che è diventata ente di formazione regionale nel 2021. Offre questi 2 corsi, organizzazione e gestione, forse Giulia mi smentirà perché mi parlava forse anche di un altro corso. No, esattamente questo corso. Ah, è quello? Sì, ma il gioco di parole è in corso adesso, sì. Ah, ok. Ideazione e progettazione di eventi legati al cineturismo sono corsi gratuiti rivolti ai disoccupati. Comunque, penso che la disoccupazione sia il criterio per essere ammessi. E poi ho trovato questa scuola che mi sono appuntata perché mi faceva un po' sorridere, Centro Sperimentale del Nuovo Cinema Internazionale, su cui poi non ho indagato più di tanto perché non offre comunque una formazione abbastanza ridotta, però
mi faceva sorridere perché negli articoli che ne parlavano, appunto, nasce il centro sperimentale, e io mi sono detto, oddio, mi sono persa una sede del centro sperimentale, oltre a quelle di Lecce, Torino, eccetera. Invece probabilmente si è fatto forza di questo nome del centro sperimentale del nuovo cinema internazionale, poggiando sulla nomea della storica scuola. E infine, per i più giovani, vi voglio segnalare questa iniziativa che non conoscevo neanche io fino a poco tempo fa, poi per caso ho avuto modo di conoscere l'organizzatore, e che si chiama Cinema da Mare, e che secondo me per chi vuole iniziare a fare cinema, a capire più o meno come funziona un set, come funziona una troupe, è un'iniziativa veramente molto carina. È un campus di cinema itinerante che si svolge da giugno a settembre in tutta Italia, cioè ci sono varie tappe in varie zone d'Italia, e in queste tappe si partecipa a dei workshop con dei professionisti del settore, ma soprattutto si realizza un film, cioè un cortometraggio, organizzandosi in gruppo con gli altri partecipanti in autonomia. E i corti realizzati vengono presentati poi in quella che è la weekly competition, cioè vengono presentati nelle piazze di queste cittadine che ospitano i ragazzi, e ha una forte dimensione internazionale perché i partecipanti provengono da ogni parte del mondo, cioè viene riservata, credo, una quota di posti a ogni paese. È completamente gratuito e chi partecipa beneficia dell'ospitalità in delle strutture scolastiche che sono adibite ad ostelli. Quindi se vi può interessare, questo è il sito. E vabbè, per le informazioni poi potete rivolgervi direttamente a loro. Io ho parlato con il presidente, che mi ha detto che le date che trovate sul sito non sono ancora ufficiali, quindi di tenere in considerazione quello che ci sarà sul sito da maggio in poi. E basta. Sì, mi dicevi che una delle sedi può essere perfino Lignano. Sì, non sono confermate ancora, però tra le sedi indicate, una mi pare di 3 giorni dovrebbe essere Lignano da voi. Sì, quindi siamo in chiusura, Anna, vero? E io, guarda, sono ammirata davvero dal lavoro che hai svolto, non solo quello a monte della tua tesi, ma insomma anche l'aggiornamento, ma anche questa chicca finale che ci tira un po' sul morale, perché c'è stato un momento in cui mi sono detta forse si può studiare cinema solo in Germania praticamente. Se imparate il tedesco, io un pensierino ce lo farei. Per chi sa il tedesco o ha voglia di impararlo, non è proprio la lingua più accessibile del pianeta, però... Sì, no, cioè, insomma, voglio dire, sì, emerge ecco questa disparità, ma al tempo stesso io spero che possiamo anche ulteriormente valorizzare questa tua ricerca, questa tua disponibilità nei nostri confronti. Vabbè, appunto, come vedete tutti, stiamo registrando l'incontro, lo metteremo a disposizione, però ecco, io spero di poterti avere anche più avanti. Mi sembra davvero che la tua ricerca meriti tantissima attenzione anche da parte non solo degli studenti, ma di chi si occupa di gestione, organizzazione, progetti di formazione, perché davvero c'è bisogno ecco, di rimettere mano, di ripensare la nostra formazione sul cinema. Quindi davvero grazie, Anna. Un piacere. E quindi non ci resta che dirci, insomma, salutarci, restate in contatto con la mediateca di riferimento e insomma metteremo online questo materiale, adesso vediamo come, credo su richiesta, perché ci sembra giusto che chi vuole rivedere il tuo intervento lo richieda. Quindi contattate la mediateca di riferimento e Anna ancora grazie, buonissime cose e spero di vederti al Faris Film. Anch'io spero di vedervi presto. Buone cose a Pisa e buone cose a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.